A un certo punto, in quel periodo che vi dicevo, il 1167, c'è stato un problema di dove collocare, come appunto anche loro, il nostro purgatorio, il nostro terzo luogo. E in questo ci sovviene, quindi il tema della serata, finalmente ci siamo arrivati alle 10:15, Dante Alighieri. Io mi devo collocare tra i 35 minuti di Gabriele Lavia, che fece quanti anni fa, 6-7 anni, che fece uno spettacolo molto sintetico, e le 2 ore e mezzo di Giorgio Albertazzi, che è stato, per cui io farò un'oretta e mezza, quindi non vi preoccupate, tranquilli, se volete bere, bevete. Allora, la collocazione geografica, cosmologica, perfetta. Chi? Aiuto! Aia! Ho paura. Forte, È molto forte, però fa un po' inquietante, fa un po' paura. Parlando di queste cose qui, fulmini ce ne sono, però basta un colpetto senza bisogno di... un filo. E chi dà la collocazione perfetta del purgatorio? Dante Alighieri. Intorno alla fine del 200, la sua follia poetica, meravigliosa per fortuna, la sua meravigliosa follia poetica, ha pensato di fare questo viaggio all'interno all'inferno del purgatorio, all'interno del paradiso. E ci ha spiegato, secondo lui, com'è, confrontandosi anche con i testi sacri, che però comunque non comprendevano l'idea di un terzo luogo, ha creato la sua visione del purgatorio. E adesso vi spiego, vabbè, qualcuno di voi lo saprà perché l'ha fatto al liceo, però tutti ve lo siete dimenticato perché l'avete fatto male a scuola, e adesso io ve lo riammannisco di nuovo, la concezione di Dante Alighieri.